Andiamo quindi a leggere lo schieramento di questo premio Ines Bassi. 1 Butterfly Horse, Patrick Romano. 2 Briscola Matley, Thomas Manfredini. 3 Brick degli Ulivi, Matteo Zaccherini. 4 Boba N, Filippo Monti. 5 Bodyguard Oro, Andrea Venezia. 6 Bimbo di Mille Zanichelli. In seconda fila 7 Beethoven Griff, Massimo De Luca. 8 Baltimora dei Mag, Massimo Magrini. Corsa per 4 anni, non vincitori di 18.000 euro nella carriera. Tutta rete la prima fila. Un po' più indietro Baltimora dei Mag che va alla corda. Parte piano Brick degli Ulivi. Veloce Butterfly Horse che però si getta di galoppo, passa quindi al comando Boba N su numero Bodyguard 1 Butterfly Horse che si sistema squalificato. secondo mentre rompe anche Bimbo di Mille sulla curva. Terza posizione per Briscola Matley davanti a Beethoven Griff. Questi primi 4 che hanno preso numero già 6 vantaggio. Bimbo di Mille squalificato. 14,7 i primi 200 metri al comando Filippo Monti con il Sauro da Nesta F che riduce subito il ritmo. Tanto si ricongiunge anche Brick degli Ulivi che era partito piano. Poi anche Baltimora dei Mag in sesta posizione. Tutti in fila indiana, 16,3 la seconda frazione, viene fuori un primo quarto in 31. Tutti in fila dietro al battistrada favorito Boba N, allievo di Filippo Monti che prosegue a ritmo decisamente blando, ancora 17,2 addirittura per la curva e a questo punto prende la via del largo Beethoven Griff che avanza deciso e sorprende anche un po' l'avversario e passa al comando. Bella mossa di Massimo De Luca con Beethoven Griff che cambia le carte in tavola. 15,3 qui davanti alle tribune, primo giro in 1,3,5, intanto si getta di galoppo Boba N nella scia. Numero e quindi 4 Bob Han Brick degli Ulivi che avanza in questo momento si sistema secondo davanti al numero 5 di Bodyguard Oro, intanto sempre in vantaggio Beethoven Griff sul numero 3 di Brick degli Ulivi, retta di là passata in 14,3, siamo sulla curva finale con lo scarirante Boba N che è ancora di dentro e ora probabilmente passerà in pista grande, ma Beethoven Griff intanto conduce ancora nettamente con l'ultima curva passata in... Ovviamente non fa fede il 13,7 probabilmente preso dal Boba N, ma Beethoven Griff ha buon vantaggio seguito da Brick degli Ulivi. Beethoven Griff che viene a vincere molto bene su Brick degli Ulivi, mentre per il terzo a centropista Briscola Matley batte Bodyguard Oro. Bella vittoria per Beethoven Griff, Massimo De Luca, per il signor Pietro Bellardi, il training di Nicola Salacone, il figlio di Libeccio Griff, mossa ottima di Massimo De Luca che sul rallentamento vistoso di Boba N passava al comando dopo un giro e risolveva la partita per poi vincere molto bene, lo rivediamo in retta d'arrivo, ancora in netto controllo, buon secondo Brick degli Ulivi, mentre al terzo è Briscola Matley.